del Covid a Venezia i taxi Aquay hanno perso il 98% del fatturato e quelli su gomma l'86% per una cifra che sfiora i 7 milioni di euro, lo rivela uno studio della CGA di Mestre. Entro la settimana tutti gli over 80 avranno ricevuto almeno una dose di vaccino. L'annuncio del presidente Luca Zaia, il 41% degli ultra ottantenni ha già ricevuto entrambe le dosi. Tonnellate di rifiuti pronti a salpare da Venezia per India e Pakistan. Agenzia delle dogane e carabinieri forestali sequestrano tutto, contestando una lunga serie di irregolarità. L'ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Tricarico spiega in esclusiva a Ring i motivi dell'esclusione di Giulia Schiff, l'ex allieva pilota di Mira che denunciò i colleghi di corso per nonnismo. Il comune di Eraclea andava sciolto per mafia, lo sfogo del procuratore di Venezia Bruno Cerchi, che denuncia che i ritardi nella lotta alla criminalità organizzata sono anche in Veneto. Le case di riposo venete hanno perso 2.500 ospiti a causa della pandemia. I sindacati dei pensionati invocano subito la riforma delle IPAB, lanciando l'allarme servono risorse dalla Regione. Tamponi per rilevare la presenza del Covid negli autobus di ATVO. L'azienda di trasporto del Veneto orientale ha attivato questo inedito procedimento accanto alla sanificazione dei mezzi. La crisi profonda scatenata dal Covid. Buonasera, ben ritrovati. Questa è l'edizione veneziana dei nostri notiziari. Partiamo proprio da qui, focalizzando tutto il settore legato al trasporto dei taxi su acqua. È uno dei settori che ha risentito della crisi economica scoppiata a causa del Covid, i taxi. Quelli Aquay, che tra marzo 2020 e febbraio 2021 hanno perso il 98% del fatturato, e quelli su gomma dell'86%. Quasi 6,9 milioni di euro, che diventano 7,6 se si considera anche marzo. Lo rivela uno studio della CGA di Mestre. La gravissima crisi economica e le forti restrizioni alla mobilità hanno pesantemente colpito il settore del comparto taxi nei comuni di Venezia. I 250 tassisti Aquay e i 120 su gomma hanno sperimentato una contrazione del fatturato senza precedenti. Si tratta del comparto taxi che nel comune di Venezia annovera 370 titolari di licenza. Tra questi 250 sono Aquay, 108 su gomma e operano nella terraferma, mentre altri 12 su gomma stazionano al Lido. Nella nostra città hanno risposto al questionario 100 tassisti su gomma e 22 operatori Aquay, dice la CGA. Un settore che vive quasi esclusivamente di turismo, che a seguito del crollo delle presenze ha visto dissolversi la tipica domanda che si rivolge ai taxi. Lo studio ha messo in evidenza che nel 2020 il traffico aereo di passeggeri negli aeroporti di Venezia e Treviso è diminuito del 78% e anche le presenze turistiche legate alla crocieristica si sono praticamente azzerate. Gli ultimi dati disponibili infatti testimoniano un calo proprio a Venezia del 99,6% dei passeggeri. Vaccinazioni pur nella carenza di dosi. Il Veneto punta a concludere la campagna per gli over 80, almeno con la prima dose entro questa domenica, e poi il presidente Zaia ha fatto anche il punto sulle riaperture. Guardate. Vi annuncio che se non ci sono forze contrarie della natura, noi questa settimana chiudiamo gli over 80. Il Veneto, pur nella carenza di dosi, spinge l'acceleratore sulla vaccinazione degli over 80. Vicenza riuscirà a concludere la campagna il 15, dice il presidente Zaia, ma entro domenica tutti gli over 80 del Veneto riceveranno almeno la prima dose. Ad oggi, sugli oltre 358.000 ultra ottantenni, ne restano da vaccinare poco più di 56.000. Il 41% ha già ricevuto entrambe le dosi. La prossima settimana si passerà alla fascia d'età 70-79. In parallelo si continuerà con i pazienti fragili e i disabili. Rimane però una fascia di over 80 definiti irreperibili. C'è un target di un tot di popolazione che non risponde, ad esempio abbiamo un target che abbiamo capito perché non risponde, perché sono gli AIRE. Cioè coloro che sono all'estero ma sono nelle nostre anagrafi. Accade soprattutto nel bellunese, dove c'è un'elevata percentuale di residenti all'estero. Per gli altri si farà un'ulteriore chiamata d'accesso libero. D'ora in avanti ai vaccinati con la prima dose verrà comunque consegnato un certificato con scritto tipo di vaccino e lotto ricevuto. E Zaia oggi è tornato anche sul tema delle riaperture dopo aver incontrato una delegazione dell'Appe di Padova che ha portato la tragedia del settore della ristorazione. Io penso che loro devono essere aiutati a due livelli. Il primo che è quello
di riconoscere la devastazione finanziaria ed economica che hanno avuto. Dall'altro noi dobbiamo puntare al tema delle riaperture con gradualità e con buon senso, però come vi dicevo anche ieri è fondamentale che si pensi al fatto che noi adesso una fase di convivenza col virus la dobbiamo iniziare. L'assessorato alla salute, assieme alla prevenzione del Veneto, sta lavorando alle linee guida per le riaperture da presentare al governo. Io spero che il governo prenda atto e si esprima rispetto alla possibilità, si esprima attraverso il comitato tecnico scientifico, le realtà più autorevoli che ha, ma si esprima. Infine un appello anche ai sindaci del Veneto affinché aiutino queste categorie. Questa fase di transizione, qualche metro quadrato in più, qualche burocrazia in meno, eccetera. So che i sindaci sono sensibili, faccio appelli ai sindaci del Veneto di dare una mano a questi ristoratori. Continuiamo a parlare di vaccini, sono 32.645 pari ad una percentuale del 3,23% tra tutte le vaccinazioni effettuate, quelle che corrispondono alla voce altro. Non risultano ancora tra quelle indicate dai piani nazionali come prioritarie. Chi sono queste persone che hanno avuto il vaccino? Oggi ne ha parlato l'assessore regionale alla salute Manuela Lanzarin, illustrando insieme a Michele Mongillo della direzione prevenzione i dati relativi a queste categorie. C'è chi li ha chiamati furbetti del vaccino, chi salta code, ma chi sono realmente tutte quelle persone che nelle tabelle delle vaccinazioni finiscono nella voce altro? Dopo le polemiche anche a livello nazionale, la Regione Veneto ha fornito tutti i dati. Il dottor Mongillo, della direzione del Dipartimento Prevenzione, li ha illustrati premettendo che la maggior parte delle persone che nel portale nazionale finisce appunto nella categoria altro meriterebbe una voce a sé, come gli anziani dai 70 ai 79 anni. Noi abbiamo 375.000 vaccinazioni, non parliamo di persone, parliamo di dosi somministrate, questa è un'altra precisazione importante. Di queste 185.000 sono a carico di soggetti compresi tra 70 e 79 anni, quindi questa è una voce molto rilevante, la più importante, che da noi è correttamente classificata, ma in un portale nazionale che è semplificato finisce in una categoria altro. Ci sono poi altre categorie che finiscono nella voce altro, come i soggetti estremamente vulnerabili e i disabili, che pesano attualmente, sono dati ieri sera, per poco più di 82.000 vaccinazioni. Se noi già togliamo queste due grandi categorie dalla categoria altro, abbiamo molto ridimensionato e trovato una spiegazione a tutto il problema. Ci sono poi gli operatori non sanitari delle RSA, altre 14.450 persone, gli studenti di area sanitaria, i caregiver di disabili o fragili, i farmacisti, la protezione civile, i vigili del fuoco, i donatori di sangue, eccetera. Per i restanti altri, circa 38.000 dosi, sono in corso accertamenti presso le singole aziende ULSS che, ha sottolineato l'assessore Lanzarin, dovranno controllare ed esplicitare. Riaprire a pranzo e a cena, hanno ragione i ristoratori. Oggi l'assemblea di FIPE e Confcommercio a livello nazionale, ovviamente erano presente anche una grande delegazione dal Veneto per chiedere una data certa per la riapertura. Di questo tema si occupa il sondaggio di questa sera di Ring. Riaprire pranzo e cena, hanno ragione i ristoratori. 0422 16 26 691 se la vostra risposta è affermativa, 0422 16 26 690 se invece è negativa. La chiamata è gratuita. Decine di tonnellate di rifiuti stavano per salpare da Venezia verso India e Pakistan. Agenzia delle dogane e carabinieri forestali hanno sequestrato, contestando a 2 aziende trevigiane una lunga serie di irregolarità. Stavano per imbarcare al porto di Venezia 83 tonnellate di rifiuti, plastica, carta, cartone, destinazione India e Pakistan. Ma sulle pratiche doganali avevano scritto che erano materie prime. I titolari di 2 aziende del Trevigiano sono ora nei guai. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e i carabinieri forestali di Padova hanno bloccato la spedizione e sequestrato tutto il materiale. Nei confronti dei titolari di queste aziende sono stati contestati vari reati, oltre a quello della gestione illecita di rifiuti, anche quello del falso ideologico, in quanto hanno dichiarato nei documenti doganali che trattavasi appunto di materie prime seconde o sottoprodotti, quando invece in realtà erano dei veri e propri rifiuti, in quanto non sottoposti a nessun tipo di trattamento. Uno scartiloffio alla napoletana, ma made in Treviso. Allo Stato e agli acquirenti volevano far passare rifiuti come materie
materie prime e con un risparmio nei costi di trattamento e riciclo dei loro scarti aziendali. La gestione dei rifiuti impone a chi tratta questi rifiuti logicamente dei costi di gestione, tant'è che devono interfacciarsi quando devono commercializzare appunto rifiuti propri verso soggetti autorizzati. L'operazione al porto di Venezia è avvenuta dopo la scoperta circa un anno fa di un deposito abusivo di rifiuti in un capannone a Casale di Scodosia nel Padovano. Le indagini dei forestali quindi continuano proprio alla ricerca di attività illegali dentro ai capannoni industriali dismessi. Torniamo ora a parlare del caso di Giulia Schiff dopo la sua intervista in esclusiva alcune settimane fa, proprio in diretta a Ring. Ieri sera è arrivata la replica in esclusiva della controparte che fino ad ora non aveva mai rilasciato dichiarazioni. Questa è la storia di una mistificazione, ossia di una storia raccontata secondo i propri interessi personali. Da quello che mi risulta, da quello che ho visto, da 3 personaggi monocordi. Non usa mezzi termini il generale Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, intervistato da Ferdinando Avarino nella trasmissione Ring, nel definire la vicenda di Giulia Schiff, la 22enne di Mira, ex allieva pilota che ha denunciato i colleghi di corso per il comportamento durante il battesimo di volo. È stato aperto un processo che vede imputati 8 sergenti dell'Aeronautica e in cui è citato anche il Ministero della Difesa come responsabile civile. La replica alle dichiarazioni di Giulia e del papà è arrivata in esclusiva. Presente in studio anche l'avvocato difensore di 5 sergenti che ha evidenziato un aspetto finora tenuto all'oscuro. Quando uno mi dice lei è stata mandata via perché ha denunciato, non è vero. E c'è una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Tar Lazio che lo dice. Lei è stata mandata via perché non aveva l'attitudine militare. La signora Schiff, una volta diventata pilota, poteva trovarsi in situazioni gravi, in guerre. Ok? L'attitudine serve per salvare se stessi e per salvare i propri compagni. Il mancato possesso delle qualità è stata una cosa che è emersa all'inizio, proprio veramente dal primo giorno che questa ragazza è stata inserita nell'ambiente militare. Quindi il suo carattere contestatario, il suo carattere ribelle, il suo carattere poco chiaro, omertoso, petulante, diciamo, perché queste sono le cose che sono emerse da fatti ben precisi. Alla luce di questi aspetti, l'avvocato punta il dito sulle istituzioni. Quando sento prese di posizione, soprattutto dalle istituzioni, mi chiedo, ma le istituzioni hanno letto con attenzione tutti gli atti processuali? Oggi io leggo la posizione del ministro completamente diversa, una posizione mediatica, ok? Completamente diversa dalla posizione degli atti del Tribunale Penale. Cioè, se la posizione era questa, perché non costituirsi parte civile? Il comune di Eraclea andava sciolto per mafia e lo sfogo del procuratore di Venezia Bruno Cherchi durante un incontro online proprio sulle mafie in Veneto e annuncia ritardi anche da parte della regione. Associazione a delinquere di stampo mafioso, corruzione, voto di scambio, riciclaggio, falsa fatturazione. È lunga la lista di reati contestati negli ultimi anni dalla Direzione Distrettuale Antimafia, dopo indagini che tra Venezia, Verona, Padova e Vicenza hanno portato a circa 200 ordini di custodia cautelare. Un'attività a cui non è sempre seguita la risposta che ci si attendeva dalle istituzioni. Non posso non ricordare che Eraclea non è stata sciolta, benché penso sia un unicum che a fronte di una indicazione che arrivava dal territorio, un'indicazione puntuale, un'indicazione precisa, un'indicazione motivatissima, ciò nonostante il Ministero non l'ha sciolta. Capo della Direzione Distrettuale Antimafia, il procuratore Cherchi parla nel corso di un incontro sulle mafie in Veneto promosso dall'onorevole veneziano Nicola Pellicani. La sua è un'opinione immediatamente condivisa da Rosy Bindi, presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 2013 al 2018. Mi è sembrato, confesso, veramente enorme. Siamo arrivati ad una esplicita condanna e che non si sia
proceduto allo scioglimento dell'amministrazione è francamente sorprendente. Il deputato Dem Nicola Pellicani ha ricordato come il processo sui fatti di Eraclea abbia portato a riconoscere per la prima volta nel Veneto orientale il reato di associazione di stampo mafioso. 133 condanne per i 24 imputati che hanno chiesto il rito abbreviato, tra cui l'ex sindaco Graziano Teso. Il processo continua per gli altri imputati che hanno scelto il rito tradizionale, tra cui il boss Luciano Donadio. Per troppo tempo, ha concluso il procuratore di Venezia Bruno Cherchi, in Veneto si è sottovalutato un fenomeno che era evidentissimo. La situazione non è grave come in altre regioni italiane, ma non si può più parlare di infiltrazioni mafiose in Veneto. Il termine più appropriato oggi è radicamento. Le case di riposo del Veneto hanno perso 2.500 ospiti a causa della pandemia. Allora i sindacati tornano con forza a chiedere fondi, ma anche una seria riforma delle IPAB. A causa del Covid, le RSA del Veneto hanno perso circa l'8% dei loro 33.000 ospiti, un dato che comprende i circa 2.000 decessi registrati nel corso della pandemia e il mezzo migliaio di anziani tornati in famiglia o ricoverati negli ospedali. I sindacati dei pensionati lanciano l'allarme per quella che denunciano essere la fragilità di un sistema sociosanitario finora considerato da molti un'eccellenza. Ciò è stato dovuto a vari motivi. Primo, l'impreparazione alla pandemia, che ovviamente non ha riguardato solo le case di riposo. La mancata reazione da parte delle strutture nel separare chi si infettava da chi era ancora in salute. Hanno inciso le decisioni mai prese da parte della Regione Veneto sulla riforma delle strutture, unica regione in Italia che dopo 20 anni non ha ancora fatto la riforma di queste strutture. Ora le residenze devono inoltre fare i conti con minori entrate e minori risorse che in alcuni casi ne mettono in discussione persino la sopravvivenza. I sindacati chiedono quindi risorse regionali per coprire le perdite delle case di riposo senza aumentare le rette e quella riforma dell'IPAB già invocata da tempo con presidi e manifestazioni di fronte alla sede della Giunta e del Consiglio regionale a Venezia. Le IPAB devono rimanere enti pubblici perché in questa maniera si assicura una maggiore qualità e maggiori controlli in servizi delicati come quelli delle case di riposo. Secondo, più contributi alle famiglie e alle persone, agli ospiti. Terzo, infine, un riordino complessivo di tutti gli interventi che riguardano la non autosufficienza. Tamponi per rilevare la presenza del coronavirus nei mezzi a TVO oltre alla sanificazione. Vediamo. I tamponi per rilevare la presenza del Covid non sono ad esclusivo appannaggio delle persone, li possono fare anche gli autobus. Accanto alla sanificazione dei mezzi, a TVO, l'azienda di trasporti del Veneto orientale, ha deciso di aggiungere anche questo procedimento per aumentare il livello di sicurezza dei passeggeri. Ogni settimana gli autobus delle linee più utilizzate verranno sottoposti a tampone, raccogliendo campioni nei punti interni che vengono più a contatto con le persone. Pulsanti di prenotazione fermata, maniglioni di salita e discesa e poggiatesta. Il risultato lo avremo fra 3 o 4 giorni, nel frattempo questi mezzi rimarranno fermi. Una volta avuto il risultato ci saranno, allora se il risultato è negativo i mezzi chiaramente torneranno tranquillamente a operare, se invece il risultato è positivo cercheremo di capire qual è il motivo per cui il mezzo presentava il Covid e prenderemo chiaramente le dovute precauzioni. ATVO è l'unica azienda in Italia, assieme alla MOM di Treviso, ad effettuare i tamponi agli autobus per la verifica di eventuali tracce di Covid-19. Alcuni mezzi controllati nel corso della fase sperimentale del progetto non avevano rilevato tracce del virus, così come qualche giorno fa dai controlli dei NAS dei Carabinieri, effettuati in tutta Italia nell'ambito dei mezzi di trasporto pubblico, tutto è risultato in ordine sia nei mezzi che all'interno dei terminal. Noi stiamo mettendo in campo tutti i protocolli e che viaggi con tranquillità. Poi è chiaro che la fatalità è sempre dietro l'angolo, non possiamo garantire al 100% nulla, però almeno abbiamo la consapevolezza che stiamo facendo veramente tutto quello che è possibile fare per garantire la salute e la tranquillità dell'utenza.
Torna l'informazione in prima serata questa sera. Ring a partire dalle 21:15. Ospiti di Ferdinando Avarino saranno Mario Conte, sindaco di Treviso, Pietro Bin, Partito Democratico, Marco Bonnet, giornalista del Corriere del Veneto, e Iuri, titolare della palestra Dorian Gray in provincia di Treviso. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi lascio all'edizione di Treviso dei nostri notiziari. Arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Bentrovati al meteo. Il fronte perturbato lascia il nostro territorio, avanza temporaneamente l'alta pressione, dunque bel tempo al nord-est. Il dettaglio di mercoledì 14 aprile. Sul Veneto tempo asciutto e stabile, qualche foschia o nebbia al mattino sulle zone di pianura, ampio soleggiamento un po' su tutti i settori con cielo sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Tra il pomeriggio e la sera nuvolosità e possibili piovaschi sulle zone prealpine e pedemontane. Temperature in calo di notte, minime comprese tra -2 e 4 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 10 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà per lo più tranquilla, con tanto sole e cielo sereno o velato. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui migliora il tempo, sarà infatti asciutto e soleggiato ovunque. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 12-13 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.